ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un bimbo di 13 mesi è stato soccorso sabato all'ospedale dei bambini a Palermo dopo che aveva ingerito della cannabis. I medici in servizio al pronto soccorso nel corso degli accertamenti e una TAC hanno riscontrato una frattura cranica. Sono in corso indagini e perquisizioni a casa dei genitori. Grave incidente stradale a Palermo tra via Lulli e via Serra di Falco. Secondo i primi accertamenti, 2 automobili si sono scontrate probabilmente a causa di una mancata precedenza. I conducenti di entrambi i veicoli, 2 giovanissimi, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. E di 2 feriti il bilancio di una rissa scoppiata nella serata di sabato lungo il viale Garibaldi a Ribera, nell'Agrigentino. Protagonisti un gruppo di ragazzi tunisini. Il primo cittadino, Matteo Ruvolo, ha chiesto un incontro al prefetto per migliorare e garantire l'ordine pubblico. Infine l'aggiornamento sulla tragedia che ha colpito Ischia. Sale a 8 il numero delle vittime. I soccorritori e i volontari stanno continuando la ricerca dei corpi e stanno lavorando per liberare case, alberghi e negozi dalla muraglia di fango. Sono 4 ancora i dispersi, 230 gli sfollati. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.